Rieccoci, primus inter pares, appuntamento di Marco di ogni volta, parlavamo durante la pubblicità, questa trasmissione che la organizziamo ed ha anche grandi ascolti, ringrazio veramente tutti i nostri telespettatori perché va soprattutto sul locale, questa sera la tematica è una tematica ad ampio raggio, però è una trasmissione che impegna notevolmente le forze fisiche non essendo più giovani. Volevo intervenire un attimo su un altro problema che nascerà. Ho Balatta collegato telefonicamente perché ci ha dato ovviamente la possibilità di poter investire. Allora saluto il Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balatta. Buonasera Presidente. Buonasera. Allora le dico gli ospiti, abbiamo Diego Bonavina che fa parte dell'AIC, abbiamo ospite Piraldo Carbonale, già Presidente di Vicenza, Stefano Heider collega, giornalista, e collegato abbiamo anche Andrea D'Amico, procuratore. Allora Presidente, la prima domanda che le faccio, com'è la situazione in Serie B? Perché abbiamo capito che la Serie A gioca, la Serie B ni, la Serie C è difficile, almeno nelle previsioni, visto tutto quello che sta succedendo, però ovviamente sono previsioni, ci auguriamo tutte di sbagliarle. E lei come la vede? Avete capito più di quanto io ne sappia, allora, che la Serie A gioca non lo sapevo ancora, non ho notizia di provvedimenti del governo diciamo che modificano le decisioni precedenti, comunque se lei mi dà questa notizia ne sono lieto. No, non è una notizia, Presidente, non è una notizia, non vorrei dire stupidaggini, si sente dire, non è una notizia, mi sono permesso, no, non è una notizia, dire tante cose, ma è quello che si sente, la prenda col beneficio di inventario. No, sto scherzando, è meglio parlare diciamo, di questioni oggettive e di fatti in questo momento, e parlare poco, soprattutto come io amo dire. No, la situazione è la seguente, noi abbiamo delle decisioni del governo che ci dicono che allo Stato, almeno fino al 3 di maggio, non si può fare nulla, giusto? No, mi sembra che questo sia il contenuto dell'ultimo decreto emanato dal Presidente Conte. Ci ho detto, nessuno di noi dirigenti né di voi giornalisti né di addetti ai lavori può ovviamente decidere nulla né sapere quale sarà l'evoluzione del virus, del coronavirus da qui a 15 giorni, ma neanche quale sarà probabilmente nei prossimi mesi. La posizione della Lega B è per il momento rimasta una posizione coerente e chiara, che è quella come dire, di affermare che bisogna rispettare un bene primario che è garantito prima di ogni altro anche dalla nostra Costituzione, che è quello della salute, no? Che riguarda anche noi altri, riguarda i calciatori, riguarda tutti gli addetti ai lavori anche nel mondo del calcio come tutti i cittadini. Dopodiché cerchiamo nel contempo, quando sarà possibile, anche di preservare e tutelare quelli che sono i principi della regolarità dei campionati, del merito sportivo, e quindi valuteremo più avanti se ci diranno che le condizioni generali del Paese consentiranno eventualmente la prosecuzione di tutte le competizioni e quindi anche del campionato di Serie B. Senta Presidente, io ho sentito la dichiarazione del Presidente del Perugia che ha detto noi andremo in difficoltà, potremmo saltare, ha usato anche questo termine. Ecco, lei che conosce bene la Serie B, questo affermo che è successo per colpa di nessuno ma per colpa di un maledetto virus, ovviamente avrà delle conseguenze in determinate società di Serie B secondo lei, oppure potrà passare con degli aiuti che lei dirà quali o il governo dirà quali in maniera inosservata? Guardi, le conseguenze sono, come dire, hanno natura oggettiva, non soggettiva, e sono conseguenze che noi già possiamo apprezzare in tutto il sistema economico italiano, se non addirittura mondiale. Sono conseguenze contingenti per il momento, ma sono conseguenze che sicuramente avranno degli effetti anche nel futuro. Voglio dire, il sistema economico del calcio dovrà ripartire probabilmente con valori e con dimensioni diverse. Questo non lo dico io, lo dicono gli analisti che leggiamo continuamente e quotidianamente, perché le ripercussioni su tutti i sistemi economici mondiali, sul sistema economico industriale italiano sono ovviamente molto massicce, profonde. Certo. E stanno producendo danni sensibili ai fatturati, ai ricavi
produrranno probabilmente danni ancora più ingenti nel futuro. Lei immagini solo una cosa, noi abbiamo il sistema industriale italiano che in questo momento sta riprendendo, diciamo, a produrre gradualmente con difficoltà. Abbiamo un consumo di energia elettrica in questo paese che è pari ad oggi ad 1/3 di quello che è il consumo di energia elettrica, per esempio, che si registra in Germania. Questo cosa significa? Significa che il nostro apparato industriale probabilmente rispetto a quello tedesco sta lavorando meno, quindi perderà quote di mercato, ci vorrà del tempo per riconquistare, no? tutto il mercato quelle alla fine dimensioni che avevamo prima. Alcuni stimano queste tempistiche in un periodo di circa 2 anni, altri 3. Il calcio non può non subire le conseguenze di una crisi così devastante, non è possibile immaginare qualcosa di diverso. Certo. Allora, Stefano Eder, poi Diego Bonavina, poi Andrea D'Amico le fa una domanda e chiedo a tutti rapidità gentilmente. Stefano Eder. No, Presidente, buonasera. Sì. Io trovo che come Lega di Serie B siete stati forse in assoluto i più composti. Poche parole, come dice lei, e fatti concreti anche in termini di solidarietà. Però una cosa gliela devo chiedere. Lei guida 22 presidenti di 20 presidenti della Lega cadetta. Non trova che in questo momento sia completamente fuori luogo che qualcuno, lo faccio anche il nome, il presidente Stirpe del Benevento, vada già a mettere le mani avanti per dire: se si dovesse chiudere qui Baracca e Burattini, io presenterò ricorso perché ritengo che la mia società debba essere, in quanto terza classificata, automaticamente promossa in Serie A. Ma come si fa a fare discorsi del genere quando in Italia ci troviamo con situazioni di questo tipo? Stirpe, che guida, il Frosinone, non il Benevento, ha messo le mani avanti come se fosse investito dall'alto di un diritto che nessuno in questo momento gli può garantire. Ecco, non è antipatico vedere queste cadute di stile in un contesto invece che mi pare è stato molto composto? Senta, guardi, io non sono qui per difendere nessuno né per rappresentare, come dire, i diritti o le ragioni di nessuno. Io credo che il Presidente Stirpe abbia fatto quelle affermazioni per rispondere a qualcuno che secondo me imprudentemente e anche in maniera illogica aveva formulato ipotesi diverse. Non credo che sia l'unico il Presidente Stirpe che sta parlando in maniera avventata, impropria, formulando anche delle ipotesi di formazione di classifiche, promozioni, retrocessioni che allo Stato non sono sull'agenda di nessuno, mi creda, e che è anche difficile ipotizzare. Io l'unica cosa che posso dirle è che per quanto mi riguarda credo che noi abbiamo delle regole e dobbiamo applicare quelle regole, poi abbiamo i principi generali del diritto, abbiamo la ragionevolezza e abbiamo il buon senso. Ecco, in questo momento nessuno è in grado di fare affermazioni su quelle che devono essere le classifiche delle varie leghe e dei vari campionati. Siamo tutti impegnati nel capire e dovremmo essere anche tutti uniti a vari livelli con le istituzioni, col governo, con voi operatori anche della comunicazione, nel cercare di proteggere tutto quello che è il nostro sistema calcio, perché è un sistema con i tifosi, con i calciatori, con la stampa, da questa, chiamiamola così, aggressione di questo nemico terribile che è il coronavirus. Poi, se proprio devo dirle la mia, io guardi, le uniche dichiarazioni che ho apprezzato e che ritengono che dovrebbero guidare tutti noi sono quelle del capo mondiale del calcio, che è il presidente Infantino, che con grande serenità, con senso di responsabilità, ma anche, come dire, con un atteggiamento che comunque produce anche fiducia all'interno del sistema, ha detto che non c'è nessuna fretta di prendere delle decisioni, che ci sono delle soluzioni che ci possono
consentire di andare anche molto più in là coi tempi per finire le attuali competizioni sportive, che si possono anche riparametrare e riorganizzare i calendari, questo in funzione anche di quelli che saranno i campionati mondiali che si giocheranno nell'inverno del 2022, e non solo, ha aggiunto anche una cosa che ritengo molto molto bella e molto importante, che la FIFA è pronta anche a immettere risorse importanti all'interno del sistema, e questo è il problema secondo me principale che abbiamo in questo momento all'interno del sistema calcistico italiano. Se voi avete letto e avete notato, in tutta Europa, in tutti i sistemi calcistici più importanti, le federazioni, le leghe principali hanno cercato di aiutare le società, le leghe, immettendo delle risorse o creando comunque degli strumenti che generano liquidità. Questo che cosa comporta? Oltre che un aiuto importante in un momento che è economicamente, finanziariamente difficile, ma secondo me elimina in gran parte anche quelle situazioni di conflitto e di criticità che si stanno creando anche all'interno del nostro sistema. Allora, prima di concludere, Presidente, abbiamo anche Andrea D'Amico, che è un procuratore che lei conoscerà sicuramente, collegato. Se Andrea vuoi fare delle domande al Presidente, che poi lo congediamo. Andrea D'Amico. Credo sia anche un collega, se non sbaglio. È anche un collega, esatto. Grazie Mauro. Ti saluto con piacere e ti faccio un bocca al lupo per tutto. Volevo chiederti una cosa, Mauro. Oggi, secondo me, c'è stato una cosa che potrebbe creare dei grossi problemi all'interno dell'organizzazione delle società, dei campionati. Cioè la FIFA, contrariamente con quello che aveva detto pochi giorni fa, ha detto che i contratti in scadenza al 30 di giugno non saranno prorogati automaticamente finendo la stagione come dovrebbe essere finita. Come pensi di affrontarla tu come presidente di Lega una cosa del genere? Perché vorrebbe dire che delle società che hanno dei giocatori a scadenza di contratto a giugno non potrebbero continuare ad utilizzarli nonostante che il campionato dovesse proseguire a luglio, agosto per terminare. Ma guarda Andrea, non spetta a me come tu stai a risolvere questa situazione. Io credo che bisogna sempre usare l'intelligenza, il buonsenso e anche il diritto. Se a un certo punto la stagione sportiva viene prorogata, io credo che bisognerà sedersi a un tavolo tutti insieme e cercare di capire anche quali sono le consistenze di questa crisi economica, no? Che riguarda tutti, riguarda le società, come riguarda i calciatori, come riguarda gli addetti ai lavori, come riguarda i dipendenti delle società, come riguarda tutte quelle persone che lavorano intorno al calcio, no? Il cosiddetto indotto, che sono il triplo forse di quelle che lavorano all'interno delle società. Allora, se dobbiamo far fronte a una crisi così profonda, io credo che con saggezza, con equilibrio, con buonsenso, senza polemiche, alla fine le soluzioni si trovano, Andrea. Se servisse prorogare la stagione sportiva, servirà anche insieme ai calciatori trovare delle soluzioni su quelli che sono i contratti. E alla fine io credo che questa era anche la mia idea. Difatti sono stato molto stupito che la UEFA, che andava in questa direzione, abbia avuto il no della FIFA, che tende a privilegiare magari il calendario di Qatar 2022, però senza questo accordo non si va da nessuna parte. Ma certo Andrea, tu hai visto che anche noi in assemblea abbiamo adottato una delibera completamente diversa da quella di qualcun altro, proprio perché riteniamo che con le persone si parla con rispetto reciproco, si parla con ragionevolezza e si deve tutti insieme trovare modo di valutare e capire che quella che la crisi che stiamo vivendo non è una crisi fisiologica che magari abbiamo passato negli ultimi momenti nel sistema calcistico, è una crisi molto profonda dell'economia che va studiata, va analizzata e a fronte della quale vanno individuate delle soluzioni equilibrate e di buon senso. Grazie Presidente della sua disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Presidente. Mi sembra, perché adesso abbiamo collegato, abbiamo Alberto Rigotto che è il direttore amministrativo dell'Udinese Calcio. Mi sembra di aver capito, scusate se non ho capito male, però che è ancora tutto campato per aria. Certo. No, o sbaglio, cioè mi sembra che qui tutti parlano programmi, partiamo fra un mese,
l'unica autorità che deve parlare è quella medica, gli scienziati. Stefano, ti spiego questo perché abbiamo sentito persone importanti del mondo del calcio in Italia. Certo. Abbiamo sentito Pinco, abbiamo sentito il presidente della Serie C, il presidente della Serie B, abbiamo sentito quello che ha detto il presidente della Serie A, cioè abbiamo sentito il top del top e mi sembra di aver capito, Diego, che Giorgio, è tutto campato per aria, oppure o sbaglio, se non ho capito male. E soprattutto, purtroppo, in questa situazione qui non ne capiscono neanche gli scienziati. Esatto. Perché anche loro vanno a tentativi. Barcano un po' così, certo, al buio, devono aspettare, anche per loro è un virus nuovo, devono capire tante cose. Ma in virtù di questo non era più facile dire, come ha fatto le altre sport, quest'anno non possono, Giorgio, te l'ho detto probabilmente ci sono troppi interessi, non possono, ma per un motivo molto semplice, che sono i soldi. Cioè, se arriva la decisione del governo, allora quel discorso che diceva anche Manuel Iori delle 5 rate già pagate, perché ragazzi ci sono interessi economici importantissimi in ballo. Se arriva una decisione del governo, la Lega ne prende atto e come tale la Lega non è obbligata a avere contenziosi per diritti televisivi o quant'altro, perché è una causa di forza maggiore. Esatto. C'è l'autorità governativa che mi impedisce. Sì, avete ragione. Se la Lega oggi, Diego, ma mai al mondo dirà ragione, non Diego, giochiamo più. Mi viene da dire così, visto, però avete ragione voi, io lo dico. Allora, non so se abbiamo già collegato Alberto Rigotto, direttore amministrativo dell'Udinese, ovviamente la regia se mi dà di aiuto, se me lo fa vedere se ce l'abbiamo collegato, che lo saluto. Ovviamente, eccolo qui, lo saluto. Buonasera Alberto. Come va? Tutto bene? Buonasera. È da tanto che non ci vediamo, ancora dai tempi quando abbiamo parlato dello stadio di Udine. Va bene, allora com'è la situazione lì in quel di Udine? È una società economicamente florida che sta bene e questo passaggio, che è un passaggio davvero difficile da affrontare, come lo sta affrontando l'Udinese? Con grande prudenza, nel senso che effettivamente in questo momento devo dire che ho apprezzato tantissimo anche l'intervento del presidente di Lega di bisogna avere molta prudenza, nel senso che c'è sicuramente una situazione sanitaria che va affrontata con le pinze, con tutte le cautele, perché comunque c'è la salute dei giocatori che va tutelata sicuramente, dall'altra c'è comunque una grande preoccupazione per quello che sono i numeri che poi avranno una ricaduta davvero importante sui bilanci delle società, perché poi effettivamente devo dire, insomma, a Udine l'attenzione della proprietà in questi anni è stata significativa, quindi insomma il bilancio che abbiamo noi è un bilancio comunque che fino adesso ha funzionato e è andato bene. Ci sono altre società dove effettivamente la preoccupazione è molto più alta, però tutti devono rendersi conto che è un sistema calcio, quindi in realtà se, diciamo così, l'ultimo episodio importante, che è stato il fallimento del Parma, una società su 20 è fallita e già è stato un problema, se cominciano ad essere problemi per più squadre, dopo questo potrebbe esserci una ricaduta. Pensiamo alla stanza di compensazione, ad esempio, no? In Serie A, dove in realtà insomma, tutto il trading calciatori gira su quella stanza di compensazione che viene garantita da tutte le società. Se lì in qualche modo più di una comincia ad avere problemi, questo diventa un tema molto significativo. Quindi grande prudenza, in questi giorni è chiaro che siamo nelle mani di questo virus, si capisce molto bene, e però da questo bisogna essere pronti a programmare o ripartenze oppure la fine del campionato. Ecco, se posso dire una cosa, uno dei temi davvero significativi, oggi la FIFA l'ha sollevato, che non è di poco conto, è proprio quello del contratto dei giocatori. Cioè il 30 giugno è davvero un tema molto significativo, perché quando anche la federazione, che è la massima autorità, autorizzata ovviamente dalla UEFA, che l'avrebbe già fatto, e poi anche dalla FIFA sopra, permettesse un tesseramento più in là col tempo, quindi non il 30 giugno ma 30 settembre, 30 ottobre, risolve un problema sportivo. Ma non dimentichiamoci che i contratti con i giocatori, con gli allenatori e quindi con i tecnici è anche un contratto di tipo civilistico. Quindi uno che ha il contratto fino al 30 giugno ha il contratto fino al 30 giugno, quindi in realtà poi bisognerebbe iniziare una contrattazione singola con ogni giocatore. Questo è davvero uno dei temi più importanti, perché il resto alla fine in qualche modo, se c'è l'autorità sportiva che decide, si può giocare. Sì, ma scusi, il tema dei Dottor Rigotto, lei ha centrato sicuramente il punto nodale dopo le novità di oggi, però mi permetta,
Io credo che anche voi dobbiate un pochettino alzare la voce, perché quando, anche se si tratta della FIFA, cioè del massimo organismo mondiale del calcio, perché così come noi ci troviamo ogni giorno sconcertati tra quello che dice Tizio, Caio, anche a livello di scienziati non si riescono a mettere d'accordo sui tempi possibili di una ripresa, di un'apertura, di una fase 2 che in alcune regioni è già stata, compresa la nostra, è già stata avviata, in altre no e via dicendo. Ma come fa una FIFA prima a dire una cosa e poi a smentire, a contraddirsi 48 ore dopo? Perché se noi prendiamo per buona la nuova versione di oggi, non ci sono i tempi fisici, fisiologici per poter completare un campionato entro il 30 giugno. Fermo lì, parliamo Alberto, solo della Serie A, io Stefano, parlo solo della Serie A. Alberto, può rispondere dopo la pubblicità, Alberto, per favore? Allora, siamo qua. Andiamo in pubblicità perché altrimenti la regia si arrabbia tra poco. Cioè, dove